Buone notizie per i lavoratori del comune Empedoclino. Stamani arrivate 2 telefonate di conferma al sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, una da parte del prefetto Dario Caputo, l'altra del parlamentare Cancelleri, che il mandato di 5.450.000 euro è stato fatto dalla Ragioneria Generale dello Stato nei confronti del comune Empedoclino. Somme erogate per i comuni in dissesto che dovranno successivamente essere restituite e che permetteranno intanto di compensare i salari arretrati dei lavoratori. Altra notizia è che il sindaco Ida Carmina, in vista delle mozioni di sfiducia presentate dai consiglieri comunali di opposizione, dà la sua disponibilità a un azzeramento della Giunta in vista di un nuovo ragionamento politico per il bene della città. Come lei ha appena visto, mi ha telefonato in questo momento il prefetto, questa lunga battaglia pare sia andata a buon fine, è stato fatto il mandato proprio di pagamento, l'ordinativo di pagamento da parte del Ministero nei confronti del Comune di Porto Empedocle per circa 5.400.000 euro. Evidentemente una grande boccata d'ossigeno per quella che è la nostra cittadinanza tutta, perché il Comune con questa difficoltà di cassa che ha avuto tutto questo lungo periodo, ha avuto dei momenti drammatici, ha vissuto dei momenti drammatici, dico, qualcuno forse si sarebbe anche allontanato da questa grande sofferenza. Io sono rimasta salda al mio posto perché non sono il tipo che abbandona una nave in gran tempesta, amando il mio paese ho cercato delle soluzioni e devo dire che stanno arrivando. Fra l'altro è arrivata anche un'altra somma, un finanziamento regionale da me fortemente perseguito, non so se avete seguito le vicende, l'appello che avevo fatto quando dei soldi dovevano essere mandati a Catania eccetera eccetera, e devo dire che anche lì sono arrivati per le retribuzioni dipendenti circa 450.000 euro, quindi sono riuscito a ottenere il finanziamento regionale, ora questo corposo finanziamento statale, penso che Porto Empedocle possa veramente respirare. Sono contenta anche per gli altri comuni della Sicilia, mi pare che siano 3 siciliani e 1 calabrese, che grazie al mio impegno di essere riuscita a far comprendere al governo la difficoltà di enti come il nostro, di comuni che si trovano in questa situazione, sono stati sbloccati dei fondi pure per loro, mi dovrebbero ringraziare anche loro. Però... Una notizia che però stride con la mozione di sfiducia, ecco, non la vogliono i suoi colleghi, i suoi consiglieri comunali. Quale sarà, diciamo, il trade union affinché si possa in qualche modo risolvere la questione? Non lo so, noi siamo un po' la terra di Pirandello, perché dico, evidentemente un sindaco come me che si è battuta fortemente per la sua città in momenti difficilissimi, è riuscito a portare a qua dei finanziamenti, tante cose, lo sblocco di tanti cantieri, pur in una situazione drammatica, non sarebbe secondo me da sfiduciare e soprattutto la città non sarebbe da consegnare a un commissario straordinario per oltre 1 anno e mezzo. Noi abbiamo riavviato un sacco di servizi che erano stati tutti bloccati al commissario straordinario. Si chiedono l'azzeramento da quello che si vocifera, lei acconsentirà a questo, rinuncerà alla sua giunta? Diciamo che l'azzeramento alla fine è un atto politico, perché uno può azzerare e poi riproporre anche determinati, tutti in parte assessore, è un atto politico, penso che sia una richiesta di tipo politico, cioè fai un atto forte, dimostra che vuoi aprire a tutte le forze buone di Porto Empedocle, perché non tutte sono buone, diciamo giustamente, vuoi aprire le forze politiche buone di Porto Empedocle che vogliono dare disponibilità a che si faccia un lavoro comune e quindi posto in questi termini è da valutare. Certamente il fatto che queste grandi difficoltà hanno anche creato uno scollamento forse fra l'amministrazione e il Consiglio Comunale, perché effettivamente io ho sempre detto loro che al di là di quelle che sono le contrapposizioni ideologiche o partitiche, in un momento così difficile per Porto Empedocle dovevano essere messe da parte per collaborare tutti insieme per il bene del Paese. Ora a questa attestazione mia hanno dato sempre risposta apparentemente positiva i consiglieri, però poi questa unione effettivamente non si è mai concretizzata. Ora può essere che sia un momento di svolta, quindi io faccio un governo di larghe intese è possibile a Porto Empedocle? Diciamo un governo istituzionale, del resto noi del Movimento 5 Stelle non abbiamo preconcetti ideologici. Io ho già nella mia giunta un assessore che non è affatto del Movimento 5 Stelle, che è venuto a collaborare semplicemente perché era una persona onestissima, correttissima, che è molto esperta nell'assessorato che gli è stato attribuito e che ha dato un grandissimo contributo, senza essere 5 Stelle, perché al di là degli schieramenti ciò che importa è il bene di una comunità e questo è il principio fondamentale del Movimento. Quindi su questa scorta
porta, piuttosto che consegnare il comune a un commissario che si sa non dà un indirizzo politico, le cose non avrà certamente la voglia di andare a battere i pugni a Roma, eccetera, per questo paese, io penso che si debbano fare le adeguate valutazioni.